Il progetto di educazione finanziaria voluto dalle federazioni del Credito Cooperativo Veneto, in partnership con IRECOP e l'Università di Padova, si chiama Education, educazione finanziaria nelle scuole attiva e proattiva. Sviluppare una cultura economico-finanziaria ricca di conoscenze, capacità e competenze essenziali è in linea con la spinta che la stessa Regione ha fortemente voluto. Nel quadro della legge regionale 18 maggio 2018 e in seno ad una capillare campagna Il futuro conta, si promuove una cittadinanza economica fattiva. Il credito cooperativo abbraccia questi valori e mette in campo il proprio contributo fondendo idee, risorse e professionalità e architettando un'intesa forte e una partnership articolata. Federazioni e banche del credito cooperativo Veneto in promozione, IRECOP Veneto, Istituto regionale per gli studi cooperativi alla regia e il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Marco Fanno a supervisione scientifica generano una proposta articolata. Localmente poi sono le banche che captano le esigenze e individuano gli istituti scolastici a cui rivolgere l'opportunità formativa e si dialoga così coi collegi dei docenti scolastici. La sperimentazione della prima annualità è guidata da Federazione Nord-Est ed è molto positiva. Si raddoppia l'anno successivo grazie all'innesto di Federazione Veneta delle Banche Cooperative, dando vita a un articolato percorso. Nell'anno scolastico 2023-2024 il progetto parte con l'evento kick-off, connettendo tutti gli attori per sviluppare un'attitudine corretta alle decisioni economiche e al processo di pianificazione finanziaria, che consenta agli studenti di districarsi correttamente nella complessità dei numerosi strumenti finanziari. Il team professionale che ne viene messo in gioco è a disposizione con una ricchezza di linguaggi tecnici per favorire l'apprendimento negli studenti e sviluppando consapevolezza economica. Sono 8 i formatori che viaggiano in tutto il territorio veneto, raggiungendo ben 33 istituti scolastici e 51 classi del triennio. Gli appuntamenti con gli insegnanti hanno consentito la miglior programmazione didattica, raggiungendo così ben 1037 studenti ingaggiati direttamente. Si offre formazione in aula per 427 ore e si è attraversata l'intera regione, percorrendo 23.226 km, raggiungendo tutte le province, da nord a sud e da est a ovest della nostra regione. Si è fatto realmente orientamento professionale grazie a 33 visite didattiche agli istituti di credito, grazie alle quali si sono svelati i processi di lavoro e la composizione aziendale di una banca, entrando nel vivo di un dialogo in cui ascoltare i professionisti che ogni giorno operano agli sportelli e agli uffici direzionali di ben 14 banche del credito cooperativo. 123 le ore di formazione grazie al supporto di chi ogni giorno opera concretamente. Il progetto vuole studenti protagonisti. Sono stati così chiamati a rielaborare quanto appreso nella formazione, producendo dei contenuti con il loro linguaggio giovane, dove lo scambio di conoscenza avviene così tra pari. Sono stati filmati 43 video, 6 infografiche, 30 montaggi, 4 tutorial, 2 sketchnoting e un video in stop motion. Questi elaborati sono stati sottoposti alla valutazione dei formatori che ne hanno selezionati 8 per la fase finale. All'evento Hackathon del 9 maggio, alla Chiovene Arena, si è mostrato come effettuare scelte economiche efficaci e sicure, finalizzate al miglioramento del proprio benessere, a vantaggio anche di tutta la comunità. È complesso il lavoro di regia dietro le quinte, ma investire sui giovani, offrendo loro tramite la scuola strumenti qualitativamente importanti per riflettere, per capire e per scegliere, questo è Education. Buona educazione finanziaria, ci si incontra in aula il prossimo anno scolastico.